Il cinema, oltre ad essere il prodotto di varie arti, dalla scrittura alla fotografia, dalla recitazione alla musica, è uno straordinario veicolo di conoscenza e promozione del territorio. Basta dire La dolce vita per pensare subito a Roma, oppure La casa del commissario Montalbano che ha resa famosa la spiaggia di Marinella, Santa Croce Camerina nel Ragusano, o il lago di Braies e San Candido, luoghi scelti per la fiction Un passo dal cielo. Il cinema come arte principe per far conoscere nel mondo il bello e il ben fatto in Italia, il well done in Italy. L'ultimo film del regista Luciano Luminelli, Destini, è stato girato per lo più in Veneto, tra le città di Asiago, Treviso, Padova e Cittadella. La casa atelier dell'artista Moreno Panozzo ad Asiago è stata il set per alcune scene del film e oggi, proprio in questa magnifica location, assisteremo alla proiezione in anteprima della pellicola. Vedendo questa regione così ordinata, così civile, così compunta, così rigogliosa, così efficiente, ho detto perché non girare qui? Non ci ho pensato due volte, per un attimo insomma ho avuto il dubbio, però poi ho detto no, forse è giusto trasferirci in Veneto, per cui siamo arrivati qui. Abbiamo utilizzato quasi in totalità, nella sua complessità, uno spazio architettonico che è il mio atelier ad Asiago. È un atelier utilizzato, quindi una struttura utilizzata esclusivamente per lavorare e di conseguenza lo spazio, tutti i vari ambienti, le varie stanze si sono prestate perfettamente come set per questo film. Abbiamo trovato comunque, come dire, la location ideale per girare una parte del film, una bella parte insomma, che è appunto l'abitazione dei due attori, Simone Montedoro e Sabrina Knafitz, che sono i proprietari di questa di questo bellissimo impianto. Definirlo casa o villa mi sembra riduttivo. Grazie a questo racconto cinematografico anche il territorio dell'altopiano di Asiago viene valorizzato, come pure uno dei suoi più antichi prodotti, il Cranebet, della storica distilleria Rossi d'Asiago, ideato nel 1868 dal farmacista Giovanni Battista Rossi come elisir per i villeggianti, oggi di proprietà della famiglia Daltoso di Ponte di Barbarano nel Vicentino. Questo film è stato girato nel Veneto e 35 minuti di pellicola esattamente nel territorio di Asiago. Noi come azienda nata 150 anni fa ad Asiago non potevamo non esserci, per cui abbiamo accettato volentieri di partecipare non solo come sponsor ma anche come anima a tutto quello che è stato l'evoluzione di questo progetto. Il film, che racconta la storia e il destino di due famiglie, parte da 1950 e finisce nel 2019, per cui con 50 anni di differenza. Bene, il prodotto esisteva sia 50 anni fa che oggi, per cui ci sembrava carino e interessante proprio per testimoniare questa lungimiranza, questa storia che racchiude tutti i nostri sapori, tutto il nostro sapere, essere protagonisti in modo diretto o indiretto in questa avventura. Questa esperienza cinematografica ci ha fatto rivivere proprio il periodo degli anni 50. In queste scene compare anche la Lancia Ardea Furgoncino, che era un mezzo di trasporto che usava la distilleria Rossi d'Asiago per consegnare le bottiglie di Cranebet, i cartoni di Cranebet, e io ho voluto ristrutturare uno furgoncino uguale, una Lancia Ardea, e brandizzarlo come era veramente negli anni 50 e farlo partecipare nelle scene del film girate proprio in questo periodo storico. Cranebet, il nome stesso
lo dice, è un prodotto che nasce in questo territorio, il nome deriva dal cimbro, per cui gli abitanti di questo territorio, ed è una distillazione di prodotti della nostra terra, per cui le bacche di ginepro, la genziana, tutti questi aromi, questi profumi che noi ritroviamo nel prodotto e che noi assaporiamo in questo film. A fare da cornice la proiezione della pellicola è stata una performance dello stesso Moreno Panozzo con Suburban's Doors, una delle sue sculture più significative. Come artista sono estremamente attento a tutte le dinamiche legate alla contemporaneità, quindi molta attenzione verso i materiali di recupero, spesse volte materiali anche di difficile smaltimento, di inquinamento, come potrebbero essere i pneumatici di autoveicoli. Nel corso del tempo ho recuperato i binari dei treni, adesso da 10 anni prevalentemente recupero container. Quindi è un racconto anche questo che è già pregno di contenuti. Io cerco di rivisitarli, rielaborarli e dare luce. Questo territorio tutto, da Cittadella a Padova a Treviso, insomma, si è adoperato, ha collaborato. Questo dell'altopiano, di questi 7 comuni, devo dire, insomma, ci ha affiancati non solo nella famiglia Daltoso, ma anche appunto con la cittadina di Gallio, e poi naturalmente nell'atelier, in questo tempio dell'arte, della scultura, della pittura e di tante altre piccole arti che appartengono appunto all'artista Moreno Panozzo, abbiamo trovato comunque la location ideale. Quest'uomo che state vedendo è Mauro Brancati, 50 anni, scrittore, nel suo studio, nella sua casa di Padova. È alla ricerca di nuove ispirazioni per la sua prossima fatica letteraria, con una storia da raccontarvi. Una storia, un film, possono diventare un'occasione straordinaria per far conoscere in maniera più o meno esplicita il bello e il ben fatto in Italia. In azienda ci arrivano tante proposte, tante richieste di sponsorizzazione, di eventi, di qualsiasi cosa. Questa è stata una cosa particolare, perché vivendo a contatto con il regista, con il musicista, con gli attori, un po' alla volta questa è diventata una storia importante, un destino di famiglie dove ci siamo visti, e devo dire che questa è diventata la mia storia.